Praticamente si facevano infilare queste telecamere su per il naso per controllare esattamente cosa succedeva. Non avevo ben capito come funzionava il mio strumento. C'era questo modo di insegnare molto di sensazione. Faccio lezione col mio insegnante, il mio insegnante mi dice: senti qua, senti magari un filo, qualcosa, però è una sensazione che aveva l'insegnante. Io lì ho voluto conoscere meglio a livello fisiologico il mio strumento per essere capace ed essere in grado poi di gestire anche gli strumenti degli altri, perché non è una cosa così facile. Nasce tutto da Joe Estill, che era una cantante lirica, e a un certo punto anche lei negli anni 70 ha detto: basta, io devo capire cosa mi succede. Con tutti i foniatri e logopedisti dell'epoca, che erano anche dei gran nomi, poi a Chicago, cominciò a studiare all'università e praticamente si facevano infilare queste telecamere su per il naso per controllare esattamente cosa succedeva. Quindi grazie a lei se adesso noi riusciamo anche a capire esattamente quello che succede.